La storia si ripete e lo stupore anche. Gli insulti razzisti colpiscono questa volta un arbitro di colore. L'episodio è avvenuto durante la partita di calcio di seconda categoria Bessica-Fossalunga. Il direttore di gara per alcuni spettatori è colpevole di aver fischiato un calcio di rigore verso la fine del match. Iniziano le offese dei tifosi. L'arbitro decide di interrompere la partita all'87° minuto e si ritira dopo il terzo fischio verso gli spogliatoi. Decisione irrevocabile causata da un insulto di discriminazione razziale che uno spettatore gli avrebbe rivolto dagli spalti subito dopo il pareggio degli ospiti avvenuto dopo il penalty. Madama Cissé, nato nel 1987 in Guinea, è un arbitro della sezione AIA di Treviso dal 2016. I dirigenti delle squadre hanno riferito che la scelta del direttore di gara è stata improvvisa senza avvisare i capitani, procedura che ogni arbitro deve rispettare e che il Bessica in parte non ha digerito. La società prende comunque le distanze dal comportamento di alcuni tifosi. Non è colpa della società calcio Bessica o dei giocatori, perché non posso farla attendere tutti i tifosi con la pistola. Sul risultato della gara ed eventuali sanzioni deciderà il giudice sportivo di Treviso. Adesso non so se possono togliere i punti, nel senso il pareggio, fare la vittoria a tavolino per il Fossalunga, questo non lo so, alzo le mani. So che possono chiudere lo stadio per una partita e darci la multa. Non è la prima volta che Cissé subisce insulti per colpa del colore della sua pelle. Nel 2018 fu insultato durante la partita del Biancade Carbonera contro l'Arcade dopo aver deciso di espellere l'allenatore di casa. Indignato su quest'ultimo episodio è intervenuto il presidente della FIGC, Gabriele Gravina. Io oggi sono Cissé, tutto il calcio deve combattere questa forma di cultura becera che deve essere espulsa dal nostro sistema. In linea il pensiero di Giuseppe Ruzza, presidente regionale Lega Nazionale Dilettanti della FIGC. Il campo sportivo deve essere assolutamente un luogo di divertimento e di vera inclusione. Valori questi che non devono essere minati dal comportamento di pochi esagitati. Poche ma significative le parole scritte da Cissé nel sito dell'AIA. Per me essere un arbitro ha un significato fondamentale, mi ha aiutato a integrarmi in una seconda famiglia, a crescere e a maturare. Ora posso restituire ai giovani quello che mi è stato donato, trasmettendo loro la mia grande passione per l'arbitraggio.